mi dice che è diritto nell'assumere questa funzione importante. Volevo appunto un breve intervento, che poi sarà probabilmente l'ultimo, in quanto il Presidente, essendo super partes, deve ovviamente compiere il proprio ufficio nel rispetto della posizione che assume. Onorevole Presidente della Regione, signori consiglieri, permettetevi di esprimere il più sentito e direi anche emozionato ringraziamento per la fiducia e la responsabilità che mi avete affidato con la presidenza di questa Assemblea, che rimane l'espressione più alta della rappresentatività della comunità regionale. Consentitemi innanzitutto di rivolgere il saluto riconoscente anche a nome dell'Aula al Presidente della Repubblica neoeletto, che si è dimostrato un indispensabile punto di riferimento delle nostre istituzioni e al quale credo dovremmo guardare per quanto riguarda anche le formule di tutela della specialità regionale. La nuova legislatura che si apre oggi rappresenta un cambiamento rispetto al passato, sia in ordine alle modalità del confronto tra le forze politiche e l'azione di governo regionale, sia in relazione alle recenti disposizioni sulla riduzione del numero dei consiglieri regionali che sulle modalità di sostegno all'attività dei gruppi consiliari, che ora, anche in riferimento alle disposizioni nazionali, potranno contare su risorse più limitate e su puntuali criteri nel sistema dei controlli. Le vicende degli ultimi mesi devono spingerci a riconquistare la fiducia dei cittadini friulani e giuliani, perché soltanto in questo modo potremo dare dignità all'impegno politico e al ruolo fondamentale di questo Consiglio, respingendo facili populismi e riaffermando la necessaria qualità del fare politica. Per recuperare questa fiducia è necessaria la sobrietà dei comportamenti individuali, il senso di responsabilità, l'onestà, guardando con rispetto e fiducia all'attività di indagine aperta dalla magistratura contabile e da quella ordinaria, consapevoli che una stagione si è definitivamente conclusa. Abbiamo la necessità di puntare ad una elevazione del confronto politico fra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. La dialettica anche dura tra gruppi e partiti presenti in Consiglio che hanno idee e progetti diversi va riservata alle proposte politiche e programmatiche, senza con ciò puntare alla logica della delegittimazione dell'avversario o al disconoscimento sistematico di ciò che di positivo può essere stato fatto nelle legislature precedenti. Lo sforzo maggiore dei prossimi anni dovrà essere dedicato a superare le cause che frenano la crescita della nostra Regione. Si dovrà aprire un confronto serrato con il Governo nazionale per rinegoziare le nostre condizioni di specialità e con le forze politiche, sindacali e di categoria, perché la drammaticità della situazione finanziaria del Friuli Venezia Giulia impone scelte rapide e direzioni chiare per intervenire a sostegno del mondo produttivo. Dobbiamo rivolgere il maggior sostegno possibile al mondo del lavoro, a coloro che hanno perduto certezze e speranze. Dobbiamo essere capaci di ascoltare le sofferenze di una generazione, quella dei giovani, che è stata confinata nella precarietà. Dovremmo tutti assieme dimostrare attenzione ai sindaci, ai comuni che faticano a garantire servizi sociali ai loro cittadini e non sono in grado di liberare risorse importantissime per i nuovi cantieri e per completare quelli avviati. Siamo consapevoli della necessità di riforme profonde che la Presidente ha annunciato in questi giorni, in settori cruciali del sistema regionale che devono portare ad una maggior semplificazione e sburocratizzazione delle procedure e ad una necessaria delegificazione come momento di costruzione di testi unici normativi. Il Consiglio regionale deve concentrarsi su poche leggi, buone nelle finalità e soprattutto nei contenuti omogenei. L'arricchimento del ruolo delle assemblee regionali assegnato dalle riforme costituzionali degli anni scorsi non è in conflitto con l'elezione diretta del Presidente della Regione, un passaggio che invece rafforza il ruolo del Consiglio. Vi è semmai la necessità di porre mano a precise innovazioni statutarie, legislative e regolamentari per operare una riconsiderazione del ruolo che l'Assemblea legislativa deve occupare nel complessivo sistema di governo.
soprattutto verso un esecutivo sempre più, giustamente, caratterizzato dal Presidente e per questo come Consiglio anche nella funzione propria di controllo. È evidente che il Consiglio sarà tanto più competitivo quanto svolgerà al meglio il proprio ruolo, privilegiando il lavoro e la discussione nelle commissioni e lasciando all'Aula il confronto di sintesi sui provvedimenti di legge. In questo contesto mi adopererò perché l'Assemblea sia percepita come il luogo più autorevole del confronto fra i gruppi e le forze politiche e perché il livello istituzionale sia caratterizzato da un'attività trasparente ed efficace. Con le elezioni dello scorso aprile il Consiglio regionale si è rinnovato come mai era avvenuto e noi abbiamo l'obbligo di impegnarci perché in quest'Aula si affermi la più forte assunzione di responsabilità e la legislazione migliore. Per parte mia, anche con il voto che mi è stato accordato, sarò Presidente di tutti, anche di coloro che non hanno condiviso la mia elezione, e mi impegnerò perché la mia funzione diventi un sicuro punto di garanzia, ben sapendo che la buona politica deve essere ad un tempo servizio e speranza. Buon lavoro a tutti noi e a tutti voi che insieme condivideremo l'11ª legislatura. Grazie.